È iniziato il processo del duplice omicidio di Rolle. Il 35enne Sergio Papa, difeso dall'avvocato Alessandra Nava, si dovrà difendere davanti alla Corte d'Assise dall'accusa di essere l'assassino dei coniugi Loris e Anna Maria Nicolasi, avvenuto il 1° marzo dello scorso anno. Un processo che si preannuncia complesso per la mole di documentazione, intercettazioni telefoniche e per le numerose testimonianze. In aula, per la prima volta faccia a faccia, si sono ritrovati l'imputato Papa e la figlia dei coniugi trucidati, Catiuscia Nicolasi, che, emotivamente provata, prima di rilasciare alla corte la sua testimonianza, si è sentita male. Catiuscia ha ripercorso quei tragici momenti, quando ritrovò i cadaveri del padre e della madre, e del giorno prima, quando i genitori le rivelarono dell'incontro con Papa, sorpreso nella loro proprietà. Sconvolta nel ripercorrere quei tragici momenti, si è augurata che tanta pena serva per fare giustizia. E lei mi ha detto: io mi auguro soltanto che non facciano presto, per quanto si può far presto, ma che soprattutto facciano giustizia per i miei. Per il sostituto procuratore Davide Romanelli, che ha condotto le indagini, il 35enne avrebbe commesso il duplice omicidio trucidando i 2 anziani con una roncola che l'uomo avrebbe rubato dalla cassetta degli attrezzi dei Nicolasi. Per l'avvocato Nava questa udienza invece sarà l'occasione per documentare come l'imputato non c'entri niente con questo efferato duplice omicidio. Lui si professa innocente. Lo ha fatto anche quando è stato sentito dal giudice delle indagini preliminari, un interrogatorio, per carità, che comprendo benissimo si prestasse anche a dei profili di incredulità, diciamo, per alcuni versi. Anche rispondere così senza riflettere e meditare su fatti così gravi, a mio parere, possono essere significativi proprio del convincimento personale dell'indagato di non poter essere accusato di fatti così gravi, e quindi probabilmente ha valutato che fosse opportuno rispondere, anche magari riferendo in maniera confusa o magari non del tutto precisa delle circostanze, insomma, che adesso proveremo a chiarire in questa sede.